Parte la raccolta differenziata anche nel quartiere 6 Ovest di Padova. Da lunedì 4 novembre gli 11.500 abitanti di Altichiero, Sacro Cuore e Ponterotto dovranno seguire la raccolta rifiuti porta a porta e da domani inizierà la distribuzione a domicilio del materiale informativo. Quartiere dopo quartiere, Acegas APS punta al completamento del progetto Porta a Porta nel comune di Padova entro la fine del 2014. Arriviamo ad assommare attualmente 47.000 abitanti. La necessità di procedere gradualmente è legata al fatto che, appunto, dovendo essere un servizio fatto ad immagine e somiglianza dei singoli quartieri, va fatto un attento esame della situazione territoriale, un accordo con tutte le istanze presenti nel territorio. Sono previsti appunto anche degli incontri di divulgazione del metodo, per cui questo rende necessario applicarlo per frazioni di territorio che siano di volta in volta attivate. L'obiettivo di questo progetto è il recupero della materia. Noi stiamo puntando a fare in modo che questo recupero di materia avvenga minimizzando l'impatto sui cittadini, quindi puntando alla grande efficienza dei sistemi di raccolta, quindi grande attenzione proprio al servizio, grande attenzione alla concordare con i cittadini le modalità. Una scelta di campo fatta è che questa raccolta viene fatta utilizzando dei contenitori, quindi proprio per garantire il decoro urbano non sono previsti i sacchetti, sono i contenitori, ci saranno dei turni di esposizione, anche qui per facilitare i cittadini è previsto la raccolta in orario serale, quindi l'esposizione avviene in orari che sono compatibili generalmente con le abitudini normali della cittadinanza.